Ma ti sei pettinato con i raudi? Sì, non so petnare coi petardi. Ma... Buonasera amici, eccoci qua come ogni giovedì, che novità? Bentornati su Teleportori e come ogni giovedì vi ringraziamo per il grande affetto che ci dimostrate e i video di ogni settimana, ma siamo rimasti con un grande dubbio. Tra l'Armanda e Nello, un terzo incomodo sull'argine, non vorrei... A Tompari, tanto uno qui là. Mi? Sì, assolutamente no, mi so biondo. A gode di un video da fatta vedere, guarda là. Guardiamolo. Su quella seggiola. Stavolta ascoltami. Senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo. Vivere insieme non togliermi. Ma dove lunedì? Non ti canto più. Sulla pancia, sono incinta, il peso mi sbilancia, sono incinta, sono incinta, sono incinta. Addirittura un fiore, chissà che creatura che viene fuori da chi lì. Ma passiamo alla notizia della settimana. Eh sì ragazzi, perché si vocifera che nel nostro comune ci sia una nuova costruzione. Ma sentiamo Luca. Grazie studio. Questa settimana un articolo di giornale parlava dei fondi stanziati dal comune per la casa di riposo di Porto Tolle. Noi di Teleportori siamo andati a chiedere ai cittadini il loro parere a riguardo. Sentiamoli. Ascolta, la casa di riposo, io sono d'accordo che è giusto chi la passa. No, Ti capire perché allora? No, no, perché? è utile la casa. adesso si vanno i padri, lei può farla. La casa di riposo è utile a tutto il paese e può essere anche per te stesso la può essere utile. Perché se acciappi la malattia che 3 di mese ti porta a casa di riposo. Non sa. Adesso è tanto per padri. Sono cattiva, spero che sia la spaghetti che ha riposo e morta insomma, che va bene, è cattiva. Beh, mia so appena nato. L'importante è che la casa di riposo la sia quando avrò 80 anni. L'importante è che la paga fuori di piedi e anche la mutua. Chi sposta dal mutuo da lì? 2 sedie le va a spostare. Sì. E la va messa il minimo verso la sacca. Porca miseria. Sì, la vuoi d'estate perché ormai sa che scatolare. marum. Sa che scatolare Beh, ciò, ma ti vado in altre cose. Ma, sai che arrivo? Spremo di arrivare. Ma senti a fare? Ascolta, ya sa me stassa, lei è il mio castor coipus questo. Ma è mia, non utile. No, hai appena adottato. Ma vai, andiamo con il servizio dedicato alle vostre foto con gli hashtag novità. Eh sì. Ammazzo il tempo trovando con l'auto meditazione, canto un po' nella testa. Mamma mia, ma quante belle foto! Continuate a mandarceli amici con gli hashtag novità. Ma dov'è detto Castor Coipus lì? Lo manda a bere una tasculina. Vai, potrei. A proposito, sarebbe bello che spesso i nostri fan una foto con il proprio animale domestico. È una bella idea. Però adesso andiamo con il bonus della settimana, il pioccio con l'oroscopo. Ciao a tutti amici di Teleportori. Sembro il mago Telma, ma in realtà sono un pioccio. E il capo santo mi ha dato 2 doni. Uno è che ha cambio sempre voce, l'altro è che ha solo l'oroscopo. Si becca sono sempre sott'acqua.
E quindi siamo pronti per i primi 2 segni della storia dell'oroscopioccio, il toro e il leone. Buona visione! Tutti e due siamo segno toro, parlo per me come amore perfetto, lavoro va bene, spero sempre di più, sognando i vigili del fuoco fisso, per il resto tutto ok, amicizia perfetto. Che segno è che ti è? Leone. Ma voglio dire, secondo te l'anno che il 2016 il leone sei dito per te giornale? È il maia carne. Come mai? Leone. È il segno zodiacale del leone. E cos'è che fa? Sai che fa? Sono che sappia lì. Lavoro benissimo, amore mi dà tanto, però insomma se era qualcuno che voglio cercarmi volentieri, però dal 2016 mi aspetto tutto il meglio che si può. Che sapessi dopo il 2016 del leone? Speriamo che sia migliore. Fino adesso? Beh, bisogna accontentarsi, insomma. Sti anche piaciusi, sti tu segni? Beh, per evitare che l'Armanda li butta in ti spaghetti, mia torna in acqua. Amici, grazie della tensione. E alla prossima con l'oroscopioccio. Cari amici, io spero per voi che non siate del toro o del leone. Perché che il piocchi porta una sfiga. Ma siamo al momento dei saluti! Amici, vi ricordo ogni giovedì che novità su Teleportole. Fate mi piace alla nostra pagina Facebook e siamo anche su YouTube. Ragazzi, mi raccomando, seguiteci anche sabato con il mitico Aspettando Sanremo di Sergio Ricci. E quindi alla prossima, altra carrellata di hashtag per voi. Ciao Pila! Ciao! Non vuol filar, così non lo sa fare.